A terra i vetri, lamiere, parti delle auto. Uno schianto che ha coinvolto 4 mezzi. 3 persone sono rimaste ferite, sono state soccorse dai sanitari del SUEM 118 e trasportate all'ospedale per accertamenti. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze gravi, ma il traffico lungo la Feltrina è rimasto paralizzato per alcune ore. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto poco dopo le 10 lungo la Feltrina a Treviso, all'incrocio con via Orsenigo al confine con Castagnole di Paese. Un'auto proveniente dalla città stava per svoltare a sinistra quando è stata tamponata. La vettura è finita in mezzo alla strada, venendo travolta da un mezzo che proveniva dal lato opposto, tamponato a sua volta da un'altra macchina, anche quest'ultimo. A terra sono rimasti i segni del sinistro. Sul posto sono arrivate subito 3 ambulanze, i vigili del fuoco per estrarre gli automobilisti dalle auto, la polizia locale e la polizia stradale per i rilievi di legge. Sulla Feltrina, strada trafficata tutti i giorni a tutte le ore, il traffico è rimasto completamente bloccato in entrambe le direzioni di marcia. La situazione è tornata alla normalità solo attorno alle 13.